Finisce 1-1 il big match del girone B tra Lodigiani e Ostia Mare. La peggio va alla squadra di Castelletti, che perde il primato e si siede attualmente in seconda posizione alle spalle della Lupa Frascati. Il primo affondo è per gli ospiti, cross dalla sinistra per Petric che tocca il pallone, indirizza in porta, buona la risposta di De Santis. Galoppa al 10° minuto Spagnoletti, si fa metà campo e poi con il destro spara altissimo. Poco dopo si fa vedere anche la squadra di Isabella, cross dalla destra di Kivu per Spinosa che in qualche modo indirizza in porta, pallone però termina di poco a lato. Ghiotta occasione per il capitano Chirichiello su calcio di punizione, la sua sassata però termina di pochissimo fuori. Al 42° arriva il gol che rompe l'equilibrio, Riccardi su calcio d'angolo mette dentro, pallone che va sul secondo palo, lo raccoglie Mariani e fa 1-0. Primo gol stagionale per il terzino di Castelletti. Nella ripresa livella subito la squadra di casa, Chirichiello mette dentro per Colucci che sfrutta l'uscita a vuoto del portiere dell'Ostia Mare e fa 1-1. Prima volta anche per lui. Primo gol stagionale per il numero 3. Cerca di cavalcare l'onda dell'entusiasmo. I padroni di casa vanno ancora in avanti con Cola Iacomo che sfrutta l'errore del difensore Calvo, ma con il sinistro spara alto. Chance per gli ospiti che tornano a farsi vedere in avanti al 15°. Su calcio di punizione Morganti gira di testa. Parata facile però per De Santis. Lancio di Riccardi a innescare la corsa di Petric che davanti al portiere viene tamponato da quest'ultimo. L'arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore e giallo per il numero 1 biancorosso. Dagli 11 metri però Rizzi si fa parare la conclusione e poi bravissimo De Santis a parare anche su Di Marco. Eccezionale il numero 1 di Isabella. L'ultima chance è per Cola Iacomo che con il destro cerca il palo più lontano. Ottima la risposta anche di Spaziani. Verso la fine del match si scaldano gli animi. La peggio va a Tonelli che viene espulso anche il guardialina della Lodigiani. Finisce quindi 1-1 alla Borghesiana, un punto per parte.